Ma quando è che si apre questo parcheggio? Il parcheggio si aprirà quando saranno definite tutte le questioni ancora pendenti relativamente ai lavori eseguiti, ai doveri ancora inespressi da parte della ditta esecutrice e soprattutto il parere di un giudice che in modo definitivo, si spera, chiarirà chi doveva fare cosa. Passerà alla storia come il parcheggio più complicato del Vittoriese, quello interrato di Piazza Meschio. Una vicenda ultradecennale, considerando che le prime transenne da cantiere sono state posate nel 2009. Poi il fermo della ditta appaltatrice e il comune che decide di concludere i lavori inaugurando la struttura poco più di un anno fa, mettendoci del suo più o meno 700.000 euro. Denaro e lavori che avrebbe dovuto mettere invece la ditta affidataria, la quale però è disponibile a onorare poco più della metà della somma, ovvero quella che aveva proposto e protocollato per lo stesso intervento. Resterebbero quindi fuori circa 300.000 euro, stando ai calcoli dell'attuale sindaco della città della Vittoria, tutt'altro che propenso a firmare la chiusura della pratica perché non vuole rischiare un'imputazione dalla Corte dei Conti per danno erariale. E senza quella firma il parcheggio dovrebbe rimanere chiuso. Tutto al condizionale perché, come si vede, comunque è utilizzato, non si capisce, almeno stando a quanto ci ha detto il sindaco, a quale titolo. Di certo manca la sbarra e tutta l'infrastruttura per rendere economicamente produttiva la sosta, con il risultato che questo parcheggio al momento è costato ai cittadini, non sarebbe utilizzabile, intasa le aule giudiziarie e non porta entrate al comune.